Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Maretto Veneziano. Oggi vorrei parlare dei viaggi, soprattutto delle persone che si mettono in viaggio, viaggiano molto in macchina e che devono avere delle protezioni. Ma prima di fare questo, il vostro Maretto Veneziano vi ricorda il bellissimo libro di Hildegarda, Introduzione alla magia radionica. È un libro che si può comprare per 13 euro nei migliori bookstore italiani, Mondadori, Amazon, Feltrinelli, Giardino dei Libri, Macro Librarsi. Questo libro non può mancare, costa 13 euro, 89 pagine, e anche il Marietto Veneziano ha collaborato. E in più, dietro vedete Iside, dipinto dalla bravissima Fiorella Banfi, una delle più quotate e conosciute artiste a livello italiano, almeno nel settore che il Marietto conosce. È veramente un bellissimo quadro perché alcuni mi hanno chiesto chi l'aveva fatto. È Fiorella Vampi. Qui invece abbiamo il libro di Hildegarda. Bene, ma perché questo? Perché è capitato spesso, anche negli anni scorsi, che avevo delle mamme, no, che mi contattavano perché purtroppo avevano avuto notizie di loro amiche, mamme sempre, che il figlio era andato in vacanza, era andato per lavoro e aveva fatto un incidente. Poi non dico se è grave o meno grave, insomma, però non preoccupate, per la protezione del proprio figlio. E allora qui bisogna in un certo senso intervenire. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Illegale, il canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social dove stiamo spingendo il gruppo Radionica Radiestesia, Terologia ed Ermetismo. Siamo già al 1280 e se non ti sei ancora iscritto, regalati questa opportunità che è gratis, in Facebook. In più abbiamo qui sotto il sito del capitano.intervista.o dove si possono scaricare gratuitamente più di 20 ebook nell'eventualità 20 ebook di radiestesia e radionica, e ci sono anche 4 ebook di chiriologia, lettura della mano. Bene, detto questo, questa sera 21 e 30 abbiamo il Degano, Sibili Interattivi gratuiti. Io sarò molto probabilmente verso 18 e 30, sempre per mezz'ora con Marietta Veneziano, Sibili Interattive. E iniziamo un po' questa situazione, e cioè le mamme preoccupate che vogliono proteggere il loro figlio quando esce la sera o quando va in vacanza e quant'altro. Allora, la prima cosa da fare chiaramente è vedere la possibilità o il potenziale di vita di una persona. Vedete, questa è la linea della mano, importantissima. Quindi non è che ogni mattina dovete prendere la linea della mano del figlio, no? O controllare la manina, ma basta una volta, anche se a 7 anni o ne 10, qui vedete esattamente il potenziale della vita. O destra o sinistra, dipende se mancino o destro. Bene, questo lo trovate sempre nel sito capitano.intervista.o gratis o nei migliori social, tipo quello di Laura Ciofini e Paola Chereli, nei loro gruppi. Fatto questo, mettiamo subito all'opera un circuito gratuito, sempre capitano.intervista.o, che è questo qui. Questo trasforma le situazioni negative in positive. Quindi cosa fate? Lo scaricate, lo stampate, ci mettete dentro il testimone del figlio con scritto proteggilo nei viaggi. E poi chiedete al pendolino sì o no quanto tempo potete lasciarlo attivo. Visto? Questo qua, guardatelo bene, bene. Poi, fatto questo, il secondo, cioè il terzo praticamente, con le protezioni di Giove e la piramide magica, vedete i vari simbolini. Anche questo ci mettete sopra la foto con l'intento di proteggerlo per i viaggi e chiedete sempre al pendolino per quanto tempo. Poi questo circuito invece l'abbiamo messo in un ebook a pagamento, che è il Salmo 23, col decagono, e quindi molto probabilmente l'avevamo messo gratuito per un determinato periodo, poi ci siamo resi conto che bisognava spiegarlo meglio e quindi abbiamo messo un ebook a pagamento così che le persone che l'hanno acquistato capiscono il proprio valore, ma ha anche un'altra possibilità. O vi comprate l'ebook, che costa penso 50 euro,
Oppure potete farlo anche voi, no? Andate da un grafico e ve lo fate fare. Questo è il Salmo 23 in ebraico. Quindi qui sopra ci mettete sempre il vostro testimone, la foto con su scritto proteggere nei viaggi. Quindi cosa fate? Chiedete al pendolino per quanto tempo dovete lasciarlo dentro, magari solo per il viaggio, oppure il pendolino vi dice molte più, massimo per un mese, perché sennò si brucia il corpo eterico e va in burnout. Bene, cari amici, io vi aspetto stasera alle 17:30 nella SB Interattiva Il Maretto Veneziano su questo canale. Grazie per avermi seguito e alla prossima, ciao!